Siamo nella sede dell'FNS con il dottore Chanot che ci parlerà del referendum che si è svolto in Catalogna. Siamo in compagnia di altri professionisti dell'indipendentismo. Sono contento di poter parlare di questo grande avvenimento che è una festa, diciamo, per la democrazia, è un motivo di gioia per il principio democratico dell'autogoverno ed è anche un riconoscimento del valore che hanno in Europa i popoli e le nazionalità che hanno contribuito veramente alla nascita della civiltà europea. C'è una grande analogia, infatti, in questo tra la Catalogna e la Sicilia. Parlavamo di questo con il mio amico Giovanni Basile e con Pippo Sorrentino, che fanno parte della dirigenza del Fronte Nazionale Siciliano. Parlavamo proprio di questo fenomeno nuovo che si è verificato in Europa, un fenomeno del quale parlava anche Salvatore Locastro. Insomma, praticamente che cosa si è verificato? Si è verificato che in Catalogna i catalani hanno chiesto, i partiti, diciamo, non soltanto i partiti indipendentisti, ma anche i partiti autonomisti catalani, hanno chiesto che si svolgesse un referendum consultivo sull'indipendenza della Catalogna. E certamente l'indipendenza in senso moderno, l'indipendenza che si sviluppa nell'ambito diciamo dell'Unione Europea, nell'ambito diciamo della collaborazione fra i popoli mediterranei, nell'ambito diciamo della rivendicazione del diritto all'autogoverno, del diritto all'autodeterminazione. Per cui diciamo che questo referendum, anche se è organizzato e proprio perché è organizzato dal popolo, ha un valore morale e politico e culturale enorme. Praticamente dal punto di vista giuridico non è cambiato niente, però dal punto di vista politico è cambiato molto, perché l'Europa riconosce che c'è un problema per fare funzionare bene l'Europa. Vuol dire che c'è l'esigenza che ogni parte dell'Europa, che ogni regione dell'Europa, che ogni nazionalità che costituisce l'Europa deve funzionare, deve scegliere le attività da fare, le attività di non fare, la difesa anche dei propri interessi, perché difendendo i propri interessi, difendendo la propria economia, la propria cultura, la propria identità, difende ogni popolo la cultura, l'identità e gli interessi della stessa Europa. Diversamente l'Europa, il concetto stesso di Unione Europea si isterilirebbe, sarebbe diciamo un concetto logoro e vecchio. Invece la rinascita, ecco, che c'è dietro queste scelte, e che è una rinascita alla quale già la Sicilia partecipa, perché la Sicilia parte in Sicilia, sia noi dell'FNS, sia gli altri che amano veramente la Sicilia, sia i partiti, le persone, gli uomini, le organizzazioni, eccetera, che amano veramente la Sicilia, debbano capire che si comincia a lavorare fin da ora, senza aspettare l'indipendenza formale. Si è indipendenti quando si ha la volontà di lavorare per sé e per gli altri popoli, quando si vuole l'indipendenza per riabbracciare gli altri popoli del mondo, non per isolarsi. E allora tutte queste condizioni si possono anticipare idealmente in un lavoro proprio di rinascita del proprio territorio, con iniziative comuni anche fra popoli. Cioè, vorrei dire, ecco, per concludere, vorrei dire questo, che i popoli e le nazionalità in Europa sono vive, anche se la Sicilia, ecco, non è uno Stato indipendente, perché è stato occupato militarmente nel 1860 ed è stato ridotto a colonia di sfruttamento del nord Italia, così come è avvenuto d'altra parte per il mezzogiorno d'Italia. Ebbene, anche in queste condizioni, siccome la dignità umana non la può cancellare nessuno, siccome il diritto a guardare al Mediterraneo, all'Europa, al mondo non lo può cancellare nessuno, e allora significa che il popolo siciliano, tutto il popolo siciliano, anche la massaia, anche il pensionato, anche il bambino,
fin da questo momento possono cominciare a lavorare per la rinascita della nazione siciliana, che significa rinascita dell'Europa, che significa rinascita del Mediterraneo, che significa rinascita di una nuova civiltà nel mondo che passi attraverso la pace, attraverso la democrazia, attraverso il rispetto reciproco del diritto alla esistenza. Io ringrazio l'amico Rino Baeli che mi dà l'opportunità di parlare di questi temi che purtroppo sono ignorati dalla cultura ufficiale, sono ignorati dai tanti partiti che dicono di essere indipendentisti, sicilianisti, questo e quell'altro, perché diciamo sono partiti, movimenti culturali e istituzioni che ignorano il valore del popolo siciliano. Ecco, quindi noi diciamo siamo convinti che si sia aperta una nuova pagina di storia, della storia del futuro, della storia del presente, della storia anche del passato che risorge su basi nuove. Grazie per la cortese attenzione.